Grazie mille, grazie mille veramente. Presidente Fedriga, questa sera presente a questa bella iniziativa Fiera dei Santi, la più antica del territorio, per continuare a dire Friuli Venezia Giulia. Sì, devo dire che sono iniziative che rafforzano le radici, ma anche hanno un richiamo importante, perché rappresentano quello che è il nostro territorio, le tradizioni del nostro territorio, rappresentano un pezzo di economia, perché sicuramente ci sono anche questi aspetti da considerare, e devo fare anche i complimenti perché qua c'è anche tutta un'organizzazione, una presenza di volontariato che non è indifferenza e che testimonia la forza del volontariato nella nostra regione. E poi soprattutto la comunità di Rivignano Teor, sempre unita a 360 gradi, che dimostra ancora una volta l'universalità di quello che viene detto Friuli, no? Sì, poi devo dire che questa è un po' la forza delle nostre comunità. Anche eventi come questa aiutano a fare comunità ed è quello che ci tutela anche verso il futuro. Sicuramente io vedo il nostro territorio, la nostra regione, la nostra popolazione come sicuramente qualcosa che ha uno sguardo internazionale, vista anche la collocazione geografica della nostra regione, però con delle radici ben salde, come un albero alto. Gli alberi alti, robusti, grandi nascono con radici profonde, e quindi anche per avere una chioma folta che guarda al mondo deve avere radici profonde. Eventi come questo aiutano anche in questa direzione. E soprattutto lo Stella, un fiume che porta al mare, ma il mare riceve e a sua volta dà, no? Sì, poi devo dire che anche adesso non voglio fare troppo il poetico, ma il fiume sicuramente è un elemento di passaggio che collega più comunità insieme, e tramite quel fiume tanti magari acquistano anche le risorse. Basti pensare anche all'economia, no? Che c'è di tutta l'economia di fiume che coinvolge più settori. E questo sicuramente non è l'unico nella nostra regione, vediamo quanti tramite il fiume, il mare e quindi tramite l'acqua la nostra regione ha opportunità, e sicuramente questo è un elemento importante di questo territorio che lo caratterizza, e devo dire anche che fa anche un territorio dal punto di vista naturalistico straordinario. Senta, per concludere, in tempi in cui riappaiono i confini, queste manifestazioni servono a unire ancora ulteriormente quello che è il territorio, no? Sì, oggi compaiono i confini per una necessità di sicurezza nazionale, quindi questo bisogna sottolinearlo. Nessuno è contento, ma stiamo facendo e sta portando avanti anche il governo degli atti necessari, ma sicuramente invece eventi come questi non possono che essere un simbolo di unione, e non possiamo ovviamente che, soprattutto in momenti difficili internazionali come quelli che stiamo vivendo, non possono che essere invece una piccola testimonianza di speranza. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Il sindaco col governatore a sinistra e il vice governatore a destra e il buon guida a 2 passi con un taglio. Andiamo. Io la festa dei Santi 2023. Adesso c'è un rinfresco organizzato dai bianchini proprio qua vicino a noi. Grazie a tutti. Magica notte a Rivignano, a tutti uguale, a Giulietta Soffice Candida Tenera, a me nobile, colto e fiero, e a voi villani malsani, per tutti alla fine. Nox est perpetua una dormienda.